Lucrezia è tornata in mare. Si tratta di una tartaruga caretta caretta che 2 mesi fa era stata ritrovata sul litorale ionico nei pressi di Manduria in stato di ipotermia. Ieri mattina l'esemplare di 8 anni è stato rilasciato dal WWF con il supporto dei sub di Enjoy Your Dive e della Guardia di Finanza, oltre al supporto della Guardia Costiera, appena dopo l'ingresso della rada di Mar Grande, oltre i frangiflutti, vicino alle isole Cheradi. A curare l'operazione il presidente del WWF Taranto, Giovanni De Vincentis. Questo individuo non è un adulto, quindi ha circa 8 anni e quindi il suo rilascio da spiaggia avrebbe potuto portare dei problemi. Quindi andiamo al di fuori da quella che è la zona delle reti anche abusive molto spesso, e quindi le diamo la possibilità a questo animale di avere insomma più spazio per poter raggiungere poi le acque pelagiche, che sono quelle a lei diciamo più idonee. Per De Vincentis la caretta caretta è una specie protetta che, oltre a essere indispensabile per la biodiversità marina, è anche un forte attrattore per un turismo consapevole ed ecosostenibile. Lucrezia è stata curata nel centro di recupero per tartarughe marine dell'Oasi WWF di Pollicoro Eraclea, dove ha vissuto per circa 1 mese. A prendersene cura c'era anche il biologo marino Alessandro Gorini. È stata diagnosticata una polmonite e dopo una terapia di circa 1 settimana con antibiotici appunto è guarita. Al momento al centro, oltre a Lucrezia, ci sono altre 3 tartarughe, anch'esse hanno avuto problemi prevalentemente da raffreddamento, una con la polmonite e l'altra no, e poi una piccolina di neanche 1 anno, o comunque da poco passato l'anno. Anch'esse a breve verranno liberate qua nel Golfo di Taranto. Quando è stata liberata, Lucrezia, chiamata così in onore della tartaranger che l'ha soccorsa per prima, è sembrata subito a suo agio. Si è lasciata andare nelle acque agitate del Golfo di Taranto, è risalita a galla, ha preso un grande respiro e poi è scomparsa nel blu. Non resta che dire: buona rotta, Lucrezia.